Buongiorno a tutti, diretta da Padova dove a mezzogiorno comincerà questo flash mob organizzato dai commercianti, dai ristoratori, insomma da persone che da diversi giorni stanno rumoreggiando pacatamente, in maniera composta nel paese per essere visti, io ieri ho partecipato alla trasmissione di Paolo Del Debbio e anche lì c'era il buon Paolo Polli. Paolo lo avete conosciuto, ve l'ho presentato domenica scorsa, sono andato a Milano dove lui da 10 giorni oggi alberga alberga abusivamente, perché poi lo prendo in giro, ma anche lui si fa prendere in giro all'Arco della Pace. Allora, Paolo Polli non soltanto sta richiamando l'attenzione rispetto al tema dei ristoratori, dei baristi, di chi ha pub, locali, ma lo sta facendo con una modalità di grande intensità. Paolo, sono 10 giorni che ha cominciato lo sciopero della fame. Lo ha cominciato perché dopo la manifestazione composta di qualche giorno di 2 giorni prima, intanto vado a prendere anche alcuni articoli che dobbiamo commentare e anche alcune dichiarazioni che dobbiamo commentare. Vi dicevo che Paolo, proprio per questo motivo, ha cominciato lo sciopero della fame, perché la polizia locale di Milano li ha multati, cioè ha multato alcuni di questi, anzi i manifestanti di questo flash mob, composto, mascherine, 1,5 metri di distanza. Quelle immagini hanno fatto un po' il giro sia nelle televisioni, ma sia anche, è finita in prima pagina sul Corriere della Sera. E la cosa incredibile è che tutti noi speravamo in un atto di clemenza, visto che il Presidente del Consiglio ha chiesto un atto d'amore nei confronti dei cittadini da parte delle banche, ha chiesto l'atto d'amore alle banche. Allora noi ci aspettavamo un atto d'amore da parte sua verso coloro che in questi giorni vengono multati perché stanno soltanto rivendicando il loro sacrosanto diritto a essere ascoltati. Quindi non soltanto quelle multe non sono state condonate, non soltanto il povero Paolo Polli si ritrova in una piazza simbolica, in un luogo simbolico di Milano, qual è l'Arco della Pace. Un tempo era la movida milanese, no? Una delle movide milanese. Lo fa sotto l'acqua. Sono 3 giorni che a Milano piove ininterrottamente e nessuno, dal sindaco di Milano a un sottosegretario, che ne so, Buffagni di Milano, sottosegretario al Mise, nessuno che gli abbia portato un minimo di solidarietà umana. Cioè questi sono ormai talmente invasati che si sono dimenticati persino la solidarietà umana, persino un qualcosa che dovrebbe essere l'ABC delle relazioni politiche. Non è l'appartenenza, c'è un cittadino che sta manifestando sotto l'acqua, è in sciopero della fame. Giuseppe dice: stiamo ancora aspettando i primi 600 euro. Amico mio, purtroppo io ve lo dicevo fin da subito, guardate che ahimè non succederà nulla, non succederà assolutamente nulla, perché ormai sono in preda a questo delirio. Ma come vi stavo raccontando, quindi ci si aspettava un atto di clemenza, un atto d'amore che non è arrivato. Perché guardo l'altro telefono? Perché sto cercando la dichiarazione che ha fatto il sottosegretario Sibilia, Movimento 5 Stelle, alla Camera. Sibilia: multe a proteste dai negozianti, dalle forze dell'ordine c'è il rispetto delle norme. Cioè, invece di dire: care forze dell'ordine, la situazione nel paese è grave, c'è grande tensione, evitiamo, salvo casi di disordine che non ci sono stati,
evitiamo di mettere le multe. E invece stanno mettendo le multe per assembramento e il sottosegretario Sibilia del Movimento 5 Stelle ha detto, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, ha detto che tutto sommato le forze dell'ordine stanno facendo rispettare le norme. Ma ragazzi, io non, di fronte a queste di fronte a queste affermazioni non so più che cosa dire. Qualcuno ha detto, Paragone, Toninelli ieri sera imbarazzante. Lo so, imbarazzante. Provategli a scrivere, provate a fare capire, perdonatemi di andare a soffiare il naso. Eccomi. Provate voi a chiamare Toninelli, provate a fare capire che il mondo reale non sta dentro la difesa. Io ieri l'ho visto, proprio era la difesa a oltranza. Sarebbe stato anche facile, non so, essere cattivi e dire Toninelli, ma le mascherine a 50 centesimi ci sono come c'è la revoca delle concessioni autostradali ai Benetton. Ci sono come 400 miliardi di garanzia. Cioè, mi sembra che ormai si stanno accartocciando, si stanno incartando. E mi dispiace che lo faccia un movimento che era nato dal basso. Ieri l'intervista al ministro dello sviluppo economico Patuanelli parlava di azzeramento della burocrazia e vicinanza alle imprese. Ora io penso, ma perché sono stupido io, pensavo per esempio che fosse importante e anche quella adesso la vado a prendere, che fosse importante scrivere un decreto in tempi veloci, infatti questo era atteso ad aprile, e che fosse caratterizzato ancora una volta da un disegno che consentisse al mondo produttivo di ripartire, quindi la soluzione di problemi pratici. In un momento in cui, allora, dopo aver bloccato il paese, tenendolo a casa, tu lo sblocchi, tu devi sapere la modalità con cui organizzi la ripartenza. Perché sai benissimo che se hai tenuto bloccato il paese per 2 mesi, tu sai benissimo che per 2 mesi non hanno potuto fare profitto, non hanno incassi, non hanno potuto far girare le aziende, non hanno potuto far girare le retribuzioni. Quindi a casa, vuoi che tu sia piccolo imprenditore, medio imprenditore, grande imprenditore, vuoi che tu sia un lavoratore, le condizioni di questo mercato sono condizioni di contrazione, di difficoltà. Perché poi non è che non ti arrivano le altre spese da affrontare sono arrivate tutte esattamente come prima. Non è che Enel, Eni, Agenzia delle Entrate ha dentro di sé il virus e quindi si ferma anche lei. No, il lockdown per lei non c'era. Se tu devi dar da mangiare alla tua famiglia, tu la spesa la devi andare a fare e vai a farla per tutti i giorni. Cioè, ormai, ve li ricordate, erano tutti i giorni, erano tutti uguali ed eravamo tutti in casa, quindi la spesa per forza di cose costava di più. Perché durante la settimana in una famiglia magari uno dei 2 genitori, magari entrambi non pranzavano a casa, magari uno dei figli non pranzava a casa perché faceva il tempo prolungato e quindi c'erano i buoni pasto, c'erano le convenzioni con le mense, insomma è diversa la spesa che fai al supermercato. E ieri Toninelli sembrava veramente un pur Christ messo lì a fare la difesa a prescindere. Allora vi stavo raccontando di questo decreto, no? Dove si dice è il decreto che aiuta le imprese, aiuteremo tutti, faremo ripartire l'economia, ha detto ieri il ministro dello sviluppo economico Patuanelli. Dopo un po' mi arriva dal mondo della televisione, dell'editoria locale, anche quello è un mondo che fa parte del ramo produttivo, ci sono giornalisti, ci sono tecnici, ci sono cameraman, operatori, ci sono dipendenti, c'è la pubblicità locale, insomma dentro l'editoria locale c'è un pezzo di un'economia di questo paese, che piace oppure no, non è che l'editoria locale è soltanto
il telegiornale magari locale che mandano in onda, no? C'è tutto un altro mondo che include quello. Bene, dentro questo decreto c'è lì la norma, c'è un articolo, l'articolo 52, che dice che entro il 30 maggio le televisioni locali dovranno restituire le frequenze avute in concessione, ok? E consegnarle allo Stato che le ha cedute alla rete 5G, in cambio riceveranno un indennizzo. E l'indennizzo è ripartito un po' così. Ora, perché devi andare... 5G, lo ripeto per l'ennesima volta, non è un'urgenza del paese. Sono ben altre oggi le urgenze del paese. Allora tu stai andando a creare un danno economico, altro che ripartenza. Questo l'ha partorito il Mise. E la partorita, mi hanno detto, e anche ieri ho avuto la conferma in trasmissione, l'ha partorito la Liuzzi, che è nel governo ed è al Mise. Ora, io mi domando, se tu fai una norma del genere, o siete ormai avulsi dalla realtà, o c'è qualcos'altro sotto. E allora facciamo così: togliete questa norma che non c'entra niente con la ripartenza, non c'entra niente con il lockdown, non c'entra niente con il coronavirus, c'entra evidentemente qualcos'altro che ci sfugge. Togliamola, perché non voglio che sulla Liuzzi cadano le ombre di dubbi che a questo punto sono sacrosanti. Liuzzi, visto che questa norma l'hai voluta tu, e ieri di fatto lo dicevano tutti nel giro parlamentare, toglietela, fate una bella figura, perché altrimenti dopo dobbiamo pensare male. Capisco la rabbia, aiuteremo tutti. Questa è l'intervista al ministro Gualtieri. Il decreto non lascia nessuno indietro e rilancerà l'economia. Ora, la politica, se pensano di farla chiudendosi nei palazzi, cazzo, si sveglieranno un giorno che qualcosa non torna come pensavano loro. Gualtieri, visto che siete così convinti di un decreto che non lascia indietro nessuno, visto che siete convinti di fare ripartire l'economia reale, non dico oggi, ma fra 15 giorni, vieni con me in piazza? Andiamo a parlare nei mercati, non i mercati azionari, no, quelli non hanno bisogno delle vostre rassicurazioni, delle vostre interviste, lo sanno già, perché voi agite per conto loro, voi siete gli uomini che agiscono per conto dei mercati, perché avete paura dei mercati e quindi siete succubi dei mercati. No, io invece Gualtieri, Toninelli, Patuanelli, quell'altro, Buffagni, vi invito, venite, Catalfo, venite con noi. Ieri, povera disgraziata la Malpezzi, ha preso ceffoni da chiunque. Bene, visto che siete convinti di fare il bene del paese, venite con noi nei supermercati, nei luoghi di lavoro, facciamoci un giro così. Andiamo a parlare alle persone in carne ed ossa. Tanto entro 15 giorni avete detto che il decreto non lascia indietro nessuno, in 15 giorni si capirà, lo capiranno. E invece non si capirà. Sapete perché? Perché questa è una manovra finanziaria che necessiterà, almeno mi auguro che non vogliano fare ormai i dittatori fino in fondo, ormai comandano loro, ormai stanno di fatto facendo quel cazzo che vogliono così. Allora bisognerà passare in Parlamento, è un decreto, deve essere convertito in legge e ci sarà comunque la partecipazione delle commissioni parlamentari. Spero che ci possa essere un minimo di collaborazione con le opposizioni, ok? Altrimenti vuol dire che dovete decidere ancora una volta voi e vi ritroverete ancora col paese contro di voi, perché se voi prendete le decisioni pensando soltanto di stare chiusi dentro le stanze e non ascoltare nessuno, ragazzi, dopo non ci provate neanche, come ho detto ieri alla Malpezzi. Dopo il paese ve lo giriamo contro, nel senso che lo prendiamo per mano e ve lo riportiamo a Roma. No? Chi pensa
poi di mettere l'esercito, le forze dell'ordine a blindare la protesta. No, non ha capito. Oggi la piazza è composta, ma a furia di non essere ascoltati, a me non interessa niente. Se mi dicono vieni con noi a Roma, io andrò con loro a Roma. Arrestateci, multateci, menateci. Fate vedere al mondo che schierate l'esercito contro gli operai, contro i negozianti, contro i commercianti, contro la gente per bene. Fate vedere al mondo che sanate gli irregolari e togliete il pane ai regolari. Perché queste persone non avevano difficoltà. Queste persone stanno andando in difficoltà per colpa vostra. Perché voi giustamente, nessuno ha vietato, questo paese è stato responsabilmente a casa. Ma se voi obbligate le persone a stare a casa perché non bisogna diffondere, propagare il virus, noi lo facciamo. Però attenzione, poi voi pagate la parte in cui non c'è stato un guadagno, Voi! Quindi siete voi la disgrazia di questo paese. Perché se questo paese mancherà il pane, la colpa è solo vostra. Lo voglio dire chiaramente. E allora poi verremo tutti sotto casa di Toninelli, di Buffagni, di Patuanelli, di Di Maio, della Castelli, della Liuzzi. Andateli a prendere, di Cancelleri in Sicilia. Cancelleri in Sicilia ancora... Cari siciliani, Cancelleri era quello che diceva guardate che bello il ponte, abbiamo fatto ripartire il ponte. C'è un ponte sulla Catania-Palermo che è in attesa di ripristino da 5 anni. Cancelleri, sei vice ministro alle infrastrutture, sei capace o non sei capace? O sei capace soltanto di andare a fare assembramento all'ex ponte Morandi di Genova e farvi selfie? Siete capaci o non siete capaci? Allora, se vuoi, caro Gualtieri, non lasciare indietro nessuno e rilanciare l'economia, ieri avresti dovuto fare quello che hanno fatto tutti gli altri paesi: accreditare direttamente i soldi sui conti correnti. Questo è quello che hanno fatto altrove e sono ripartiti. Quando sento dire anche ieri, mamma mia, Toninelli, non ti far dire cose e poi ripeti a pappagallo, perché ci fai una figura di merda tu. Già, diciamo che la tua nomea già non è tra le migliori, ok? Ma porca vacca, Toninelli, ma che cazzo vai a dire che gli altri paesi stanno copiando l'Italia? Ma magari Dio l'Italia copiasse quello che stanno facendo altri paesi, dove hanno dato direttamente i soldi nel conto corrente. Ma io ieri mi sono fotografato un post di uno dei tanti che mi arrivano via Messenger. 6 giorni lavorativi ci aveva detto il governo inglese e puntuali al minuto ci sono arrivati gli stipendi, non solo di marzo ma anche di aprile, soldi reali sui nostri conti correnti, 60.000 euro circa di stipendi. Applicazione fatta il 22/4 sera, stasera 34 sul conto, così per dire. Ragazzi, lo sapevamo che era così. Altrove lo stanno facendo, soltanto in Italia, perché è governata da incapaci, è il più incapace di tutta la coppia Conte-Gualtieri. Cosa volete che vi dica? E Toninelli diceva no, ci hanno copiato. Ma che cazzo dici, Toninelli? Che cosa dici? Ma non è vero che ci hanno copiato. Copiamo noi, per piacere. Fate quello che hanno fatto altrove. Certo, devi fare una battaglia seria in Europa. Devi dire, signori, visto che nessuno eroga, perché noi non possiamo erogare, la BCE. Ci copra la BCE. Se non siete capaci neanche di fare questo, lasciate perdere. Ma non andate neanche in televisione. Non andate neanche in televisione. Perché se voi volete andare in televisione, fate incazzare il paese, perché si sente preso per il culo. Guardate, ripeto, ci sono commercianti che stanno sfidando la paura di essere multati, e in questa fase essere multati da 400 euro comunque sono soldi, ok? E allora cosa fai? Cosa facciamo? Ditemelo!
Ogni volta che voi andate in televisione e rilasciate queste interviste del Menga, la gente fuori si incazza. E arriveranno a Roma, arriveranno. Cosa fate? Schierate gli eserciti alla stazione centrale di Milano o delle altre città per non farli partire? Vorrà dire che sarete inondati di una rivoluzione che faremo con i telefonini, vorrà dire che filmeremo e manderemo in rete. E stavolta però il governo non c'è Renzi e basta, come diceva il Movimento 5 Stelle quando Renzi era il governo, andava nelle stazioni e veniva spernacchiato. Ora una bella pernacchia è per voi, il vaffanculo adesso è per voi. Quindi guardi questo, Gualtieri, il decreto non lascia indietro nessuno, rilancerà l'economia. Chi ci accusa di dare troppi incentivi sbaglia. Abbiamo scelto di sostenere imprese e lavoro e di non aumentare le diseguaglianze. Lo dice il ministro, Cassa integrazioni, c'erano lentezze, ora il cambio è radicale. Perché vi lamentate che non avete i soldi della cassa integrazione? Dovete aspettare, no? C'erano delle lentezze, l'ha detto anche Gualtieri, vi dovete fidare di Gualtieri, vi dovete fidare di Conte. C'erano delle lentezze, ora il cambio è radicale. Quindi ragazzi, magari prima di giugno arriva qualcosa, arriva qualcosina, ve lo dà il governo, e però non rompete più i coglioni, Sulla liquidità alle aziende ora è meglio, ma le banche facciano più in fretta. Ragazzi, ma tu sei ministro dell'economia e delle finanze. Hai fatto lingua in bocca con il mondo bancario fino a 30 secondi fa, e forse lo farai anche fra 2 secondi. E poi vieni a dire adesso le banche facciano più in fretta. Ma guarda che al paese reale, agli imprenditori, delle tue chiacchiere, caro Gualtieri, non gliene frega niente, Le tue di Misiani che l'altra volta l'ho visto in televisione con Brugnaro gli stava dicendo delle cose di assoluto buonsenso e tu, ormai se tu osi criticare questi al governo, Misiani faceva basta criticare, ma che cazzo pensate di essere? I padroni del mondo? I padroni del vapore? Già ci avete messo le task force sulle fake news, ragazzi. Manzella, il sottosegretario all'editoria, ha messo a Palazzo Chigi i controllori delle notizie. Non si può dire nulla. Non si può dire nulla perché allora non ti fanno partecipare ai lavori di cambiamento, non ti accolgono un emendamento, non fanno niente. Se critichi, sapete solo criticare. Vi informo che fra un po' il paese non è che saprà criticare e basta. Il paese vuole delle risposte. Siete antipatici, spocchiosi, presuntuosi e questo va bene, ma siete incapaci, cazzo, siete incapaci. Dovevate fare ieri delle cose semplici, facili e le avete complicate con decreti, DPCM e percorsi a ostacoli per arrivare ai 600 euro. C'è gente che sta ancora aspettando i 600 euro che avevate annunciato a febbraio. Ragazzi, siete un disastro, ma quando ve ne andate? E io purtroppo, sapete qual è la tragedia? È che faranno talmente disastri che gli italiani si convinceranno della bontà di Draghi. E qui arrivo anche a un'intervista che ha fatto Giorgetti al Wall Street Journal. Che è un'intervista che posiziona la Lega sul campo europeista, dice che l'euro è una moneta irreversibile. Io non sono così convinto. Io capisco Giorgetti, capisco la paura anche qui di creare un altro governo, ma se un altro governo deve essere creato sotto il pensiero e le insegne di Mario Draghi, non è che voglio finire da questi che sono incapaci a uno che è diabolicamente capace, perché altrimenti, ragazzi, altrimenti è peggio. È peggio. Io ho paura di governi di diavoli capaci.
e ho citato anche una bella fiction, una bella serie televisiva che tratta dal libro di Guido Maria Brera, I Diavoli. Quindi questi sono incapaci, quegli altri sono criminalmente capaci, e allora così per tirarcene fuori purtroppo non abbiamo che una soluzione, quella di dire fuori dall'euro, fuori dall'Unione Europea. Ma lo diciamo non per fare i pierini, ma perché alla fine ve ne state rendendo conto anche voi. Sempre di più vi state convincendo che non si sta affatto bene da quando siamo entrati in Unione Europea e dentro l'Eurozona, ma non stiamo bene. Non è la nostalgia di un tempo passato, è che finora è andata male perché è un'unione germanica, non c'è nulla del sogno. Io già non ci credevo particolarmente prima, ma non c'è nulla di quello che dovrebbe servirci per convenienza, altrimenti lasciamo perdere, no? Lasciamo perdere. Però bisogna avere le palle per sfidare questi. E allora io lo continuo a dire, dateci il tempo giusto per mettere insieme un nuovo partito, un nuovo soggetto politico che sarà apertamente, dichiaratamente anti-europeista, anti-euro, anti-Unione Europea. Non ci interessa. Non ci interessa assolutamente stare dentro l'Unione Europea e saremo criticati, saremo trattati come la peste, come dei pierini, saremo il nuovo virus, ma tanto le ragioni della storia sono dalla nostra parte. È così. Lo capirete poco alla volta, lo capirete anche voi, che non bisogna avere paura di dire fuori dall'Unione Europea. Rabbia e 1 milione di nuovi poveri nell'Italia che non riesce a ripartire. E guardate che i poveri c'erano già prima, perché c'era già prima il neoliberismo. Ora con il virus qualcosa si sta complicando ancor più. Guardate, fateci caso, noi nel giro di poco tempo abbiamo avuto una grandissima crisi finanziaria, abbiamo avuto l'Europa dell'euro, abbiamo avuto il coronavirus, ha prodotto una valanga di povertà, di ingiustizie, di asimmetrie, di squilibri, senza sparare un colpo. Non voglio fare il complottista, faccio il realista. Sono riusciti, senza sparare un colpo, sono riusciti a creare le condizioni perché loro possano guidare o telecomandare, vedete voi, una massa incredibile di persone. La globalizzazione finanziaria, la moneta uguale per tutti in un contesto, in un paese che non esiste, perché l'Unione Europea non esiste, esiste solo la sua moneta. Esistono le possibilità di evadere a norma di legge, di sfruttare i lavoratori a norma di legge, e poi promuovi le migrazioni ma non dai a loro i diritti. E allora c'è il conflitto tra l'ultimo e il penultimo, e allora ecco che lì si inserisce il buonismo della retorica subdola, anche schifosamente subdola, della sinistra, che piagnucola e ti fa sentire in colpa se tu dici: ma io pretendo che il lavoratore sia pagato, non sfruttato. Ma se tu gli metti sempre un esercito di disperati, questi accetteranno qualsiasi tipo di lavoro, qualsiasi tipo di accordo. Lo stanno facendo così, lo stanno facendo in una maniera subdola, diabolica, demoniaca. Infatti il più grande inganno del diavolo è convincervi che non esiste. Ma questo è diabolico. Ora vi diranno che il MES non è il MES, l'hanno cambiato. Cioè, c'è tutta la propaganda. Questa è la più grande fake che esista. Questa è la più grande fake. E produce nuovi poveri, nuova disperazione. Ma poi ti dicono: no, ma ti diamo un lavoretto. E allora puoi andare a consegnare il cibo a domicilio, ma i lavori verranno spazzati via, anche dalla robotica, dall'automatizzazione. Stanno facendo le prove generali. Ecco perché c'è sempre più bisogno di nuova tecnologia, del 5G. Il 5G che viene in qualche modo portato dalla Cina.
La Cina, terra di democrazia, terra di la nuova speranza. La Cina, democrazia, Cina, libertà. No, non ci siamo ragazzi, non ci siamo proprio. Allora, ripartiamo dalle cose che ci hanno insegnato i nostri nonni. Ripartiamo palla a terra, ripartiamo dalle cose pratiche. Il lavoro che si paga, la gente che se lavora deve essere messa nella condizione di lavorare. A Padova, come l'altro giorno a Firenze, come l'altro giorno a Milano, ma come tante altre manifestazioni, ci sono degli imprenditori piccoli che hanno scommesso loro stessi su un'attività di ristorazione, una pizzeria, un ristorante, un pub. Lavorano, sono imprenditori di loro stessi. A volte non si prendono lo stipendio perché devono pagare lo stipendio a qualcun altro. Allora, ragazzi, cosa facciamo? Li vogliamo sterminare? Vogliamo prendere tutti quelli che hanno lavorato nel mondo alberghiero, tutto il mondo dei matrimoni? Qualcuno diceva, Paragone, puoi parlare anche di noi che facciamo le fotografie, i filmini, ma ognuno in Italia è riuscito a crearsi delle condizioni per scommettere su se stesso, per portare a casa il pane. Poi magari qualcuno più bravo è cresciuto, il famoso ascensore sociale che ha permesso negli anni 70 il grande miracolo delle PMI, o meglio delle microimprese italiane. Io che parto come operaio e attraverso la banca, che allora faceva la banca, non faceva lo spacciatore di prodotti finanziari. La banca faceva la banca e ti dava il prestito, e facendo quel prestito scommetteva su di te che volevi scommettere su una piccola impresa, su una piccola realtà produttiva. Guardate che bellezza che abbiamo creato. Basta dire che gli italiani non sono capaci, che gli italiani di qua, basta, ci stiamo facendo male da soli, ma gli altri non sono migliori, cazzo. La Germania imbroglia come imbrogliano tutti, imbrogliano, cazzo, quando fanno degli imbrogli gli fanno grossi, il Dieselgate, il caso Siemens, e Deutsche Bank che è piena di derivati, e gli aiuti di Stato della Germania, e la Germania abbiamo condonato i debiti di guerra della seconda guerra mondiale dopo che hanno spaccato il mondo, e poi abbiamo pagato la loro unificazione. Ma che cazzo volete, tedeschi? Ma rompete i coglioni altrove, ci avete rotto. E anche noi ogni tanto però piantiamola di pensare, ma lì hanno la Merkel, ma ognuno ha la classe dirigente che merita, però voglio dire, possiamo migliorarla. Abbiamo l'obbligo di migliorarla questa classe dirigente. C'erano delle altre notizie, ma ormai si sta facendo tardi. Vediamo se c'erano delle cose ancora da dire. No, vabbè, al limite le diciamo in piazza. Dai, ci vediamo alla diretta verso mezzogiorno circa, mezzogiorno e qualcosa, in piazza. Io sarò appunto in Piazza dei Signori a Padova. Mi auguro che nessuno abbia voglia di fare sanzioni, altrimenti le riprenderò e basta. Va bene? Ragazzi, vi saluto, vi auguro una buona mattinata, ma tanto ci vediamo a mezzogiorno circa. Ciao a tutti!